Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Da cordiale buonasera amici e amiche alla visione dell'ascolto. Dunque, ultima edizione per quanto riguarda il nostro live. Apriamo subito con la cronaca perché ci sono dell'ultima ora. Partiamo dalla montagna. Una coppia di Udine di 57 anni è stata tratta in salvo dai tecnici del soccorso alpino nei pressi del Foran del Mus, in comune di Chiusaforte, a quota 1900 metri d'altitudine. I due avevano perso l'orientamento del sentiero che stavano percorrendo, finendo in un punto molto pericoloso. Hanno lanciato l'allarme attraverso il numero unico d'emergenza 112. La professionalità e la preparazione dei tecnici del soccorso alpino regionale ha permesso di trarli entrambi in salvo con successo. E adesso andiamo in provincia di Gorizia. Una bimba di 3 anni ha rischiato di annegare all'interno della piscina del giardino dell'abitazione a Doberdò del Lago. L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi. Subito soccorsa, la bimba, secondo quanto c'è giunto in redazione, comunque respirava con fatica e vista la gravità è stata trasferita d'urgenza all'ospedale infantile Burlo Garofalo di Trieste, dove si trova tuttora ricoverata in prognosi riservata. Conferma della Guidance 2021 con ricavi in aumento di circa il 28%, 3.026 milioni di euro, EBITDA margin al 7% che sconta il trend crescente dei prezzi delle materie prime e EBITDA a 219 milioni più 84%. Sono i principali risultati del semestre Fincantieri approvati oggi dal Consiglio d'amministrazione che torna inutile. Il risultato di periodo di Audisten è infatti positivo per 49 milioni, era negativo per 29 milioni, e il risultato del periodo è positivo per 7 milioni. La passata gestione era negativo per 137 milioni, dopo aver scontato oneri per amianto pari a 29 milioni di euro e per Covid-19 pari a 22 milioni di euro. E adesso ci trasferiamo a Trieste con un servizio. Assessore Rosolena, dall'indagine presentata oggi emerge una forte occupabilità delle persone che frequentano gli ITS. Il dato è che in Regione Friuli Venezia Giulia l'83% dei ragazzi che finisce un percorso di un istituto tecnico superiore è occupata alla fine del percorso. È uno dei dati positivi legati al sistema ITS. Non è un caso che il Presidente Draghi nel suo discorso di insediamento e soprattutto all'interno del PNRR abbia inserito la valorizzazione di questo sistema come sistema di connessione tra quella che è la formazione delle persone, si direbbe ora del capitale umano, e di esigenza di modernizzazione da parte delle aziende. Un altro dato rilevante è l'interesse da parte degli intervistati per gli ITS. Sì, assieme all'interesse di chi sa che cosa sono gli ITS, emerge un dato di poca conoscenza di questo sistema che è, a mio avviso, la cosa più grave sulla quale bisogna lavorare per dimostrare che c'è una possibilità importante sulla quale lo Stato e l'amministrazione regionale investono risorse importantissime, che si inserisce tra la fine del percorso di scuola superiore e il percorso universitario e che dà una disponibilità e un'occupabilità importante per i ragazzi del nostro territorio. Bene, tutto per quanto riguarda l'edizione odierna dei nostri audio-video giornali. Ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buonanotte a tutti.
Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.